Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sì, è nel nome di Nostra Signora che abbiamo questa seconda ricorrenza che abbiamo creato l'anno scorso in sintonia con il nostro parroco, con le nostre parrocchie. Veniamo dalla parrocchia di Viti e dalla parrocchia di Siniscola, ancora una volta unite. L'anno scorso era presente anche la parrocchia di Mamone, di Lodè Mamone, e in tutti i casi una compagine di coristi e di voci offerte a Nostra Signora. In che? Per che cosa? Semplicemente perché ci sembra ancora più forte chiedere il dono della pace in questo santuario. È stato un luogo di pace da sempre, da oltre 5 secoli, rappresenta la pace nel nostro territorio. Bene, ancora una volta questo è il nostro obiettivo. Cercare di convincere tutti che la pace, quella bella, quella vera, che parte dalle famiglie, dalle nostre famiglie, dalla nostra società e poi arriva a tutti i livelli del mondo, se vogliamo, allora quella pace sia davvero con noi, come ha augurato anche il nuovo Papa che si è insediato qualche giorno fa. Con questo spirito noi abbiamo la Santa Messa. Ringrazio i componenti del coro, Emina Simpare e Scuola, soprattutto Bastiano che si è fatto voce per questa opportunità che ci viene data sempre. La pace viene dall'alto.
Questo è il motivo per cui siamo qui. E Maria è colei che veramente si vuole unire in quella pace che lei come madre, ma penso qui a tante mamme, come tante mamme sanno fare. Ecco che allora ringraziamo veramente il Signore in questa domenica e lo facciamo proprio perché la pace è un dono che viene dall'alto, lo facciamo chiedendo perdono, perché sempre il nostro peccato mette quella zizzania nel nostro cuore e non ci fa vivere da uno in pace. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Sia gloria Deus in sovertos celos, et la papa que proto tus ascende, nos adoramus, laude factimus, ti glorificamus, ti benedicimus. Signore Deo, Re de supieros, Servabus nostrum qui potestus, tu es Jesús, tu es Pago eterno, tu es Sansone qui nos perdona. Lopremos est in si Spiritus Sancto. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi figli giunga dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura
degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba, attraversando Perge, arrivarono ad Antiochia di Pisidia ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato si sedettero. Molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba dichiararono con franchezza: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così, infatti, ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Nell'udir ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. La parola di Dio si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dal loro territorio. Allora essi, scorsa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Noi siamo il suo popolo, gregge che gli guida. Noi siamo il suo popolo, gregge che gli guida. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo il suo popolo, gregge che gli guida. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Noi siamo il suo popolo, gregge che gli guida. Buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Noi siamo il suo popolo, gregge che gli guida. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. Uno degli anziani disse: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete,
né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Bene, cari fratelli, questa domenica che celebriamo all'insegna della pace, dove la voce anche dei nostri cori di Sinistrola e di Vitti vogliono allietarci, perché il canto in fondo reca quella pace. Quando sentivamo le nostre mamme cantare, anche mentre facevano le pulizie o le faccende domestiche, forse ti piaceva anche aiutarla. Quel canto delle nostre mamme, almeno io ho il ricordo di mia mamma, era un canto che diceva serenità e pace nel cuore. Sant'Agostino poi ci dice che chi canta bene prega 2 volte. Se non riusciamo a fare arrivare la pioggia, anche vuol dire che magari abbiamo cantato bene. E allora oggi Gesù si presenta a noi come il buon pastore. E dicevo che c'è un'immagine bellissima della Madonna e il titolo di questa rappresentazione è proprio Maria che ha con sé a fianco un agnello, ed è così chiamata la Divina Pastora. Quindi possiamo dire che guardando il Figlio, buon pastore, possiamo vedere anche Maria come la Divina Pastora, come colei che è buona. E allora siamo qui e Vitti penso che lo sappia perché è qui. Lo sa.
Basta guardare il simulacro bellissimo della Madonna e porta con sé tanti segni, l'abbiamo detto in questi giorni, tanti segni che esprimono preghiere, lacrime, sofferenze. E oggi siamo qui non perché tutto è a posto, siamo qui per implorare con la stessa voce, quasi a riverbero, di Papa Leone: pace a voi. E voi sapete meglio di me che anche in questo luogo, per quanto magari ci si venga con delle liti, magari anche familiari o legate alla realtà di vita del paese, qui sembra che tutto si anestetizza. Qui non ci può essere guerra in questo luogo santo. Di Maria non ci può essere un cuore che non desideri la pace, perché se non l'avessimo, la pace, almeno chiediamo di desiderarla. E allora, se Gesù è il buon pastore che si preoccupa e che dà la vita, è buono il Signore perché ha dato la vita per noi e l'ha data per tutti, ma come l'ha data Lui, noi sappiamo che la Scrittura, presentandoci Maria, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Noi sappiamo di avere una madre che dà la vita per noi, che dà la vita per noi. E siamo qui perché siamo certi di questo, così come ogni madre. Lo sentiamo spesso, quando una mamma magari ha un figlio in fin di vita, o un figlio che incontra una malattia. Cosa dicono le nostre mamme? Darei la vita per mio figlio. Darei la vita. E allora solo la mamma è capace di dare la vita. E ce lo insegna Maria, perché guardando il suo figlio, anche lei è capace di dare la vita per ciascuno di noi. E quanti secoli, quanta storia possiamo legare assieme a quegli anelli di vita donata da Maria per noi. E tutti siamo legati allora al sì di Maria, perché la sua voce si chiama alla pace, che solo una madre può dare. Il sì di Maria ci fa entrare anche nell'atteggiamento di ascolto della parola, perché Gesù dice: conosco le mie pecore, che non è un banale conoscere, perché si ricorda il mio o il tuo nome, ma ci conosce. Nel linguaggio biblico conoscere significa amare. Quando Gesù dice conosco le mie pecore, vuol dire che ama le sue pecore. Quando una mamma dice che conosce il figlio, quando magari un figlio è accusato di qualcosa, la mamma dice: io conosco mio figlio, che non vuol dire solo che sa cosa può o non fare il figlio, ma lo conosce perché lo ama. E allora oggi vogliamo chiedere anche questo a Maria: aiutaci ad ascoltare Gesù, buon pastore. Aiutaci
ad ascoltare la sua voce, perché se non ascoltiamo la sua voce, cari fratelli, è facile ascoltare altre voci, che non solo ci allontanano dalla bontà del Signore, ma sicuramente le altre voci non ci parleranno di pace. Le voci che sentiamo nel mondo non ci parlano di pace. E allora vogliamo noi essere obbedienti alla voce del pastore, ma oggi potremmo dire vogliamo essere obbedienti alle parole e alla voce di Maria, perché penso che nessuno, i Biti o anche dei dintorni, di coloro che hanno fatto esperienza della Madonna dell'Annunziata, non penso che nessuno venga qui per scherzo, cioè venga qui per dire soltanto ci sono riuscito anche quest'anno, sono entrato in chiesa, ho toccato la Madonna e me ne sono andato via. No, non penso che ci sia nessuno che venga qui con questo atteggiamento o desiderio, e se anche fosse, preghiamo perché questo desiderio possa aprirsi a un bene sempre più grande, a un bene sempre più vero, perché Maria ci vuole veri, come vero è stato il suo amore e lo è di generazione in generazione, per Biti, ma non solo, per tutta la terra sarda, perché la terra sarda è terra mariana, perché vede in Maria veramente la fonte non solo della pace, ma si riconosce, ci riconosciamo in Maria, che non può essere un adesivo ben appiccicato. Riconoscersi in Maria vuol dire rinnovare ogni giorno il nostro sì, e oggi lo vogliamo fare dicendo sì alla pace, quella che nasce nel cuore prima di tutto. C'è un canto bellissimo che dice: la pace viene dall'alto, entra nel cuore e si vede nel volto. Quando uno non ha la pace si vede dal volto. Gli occhi, quando si è arrabbiati, quando c'è qualcosa che non va, questi occhi parlano, non sono gli occhi. Le mamme bastava che ci guardassero negli occhi, ma non solo, anche dal passo, perché poi questa non pace determina tutto un atteggiamento che non ha bisogno né di psicologi né di psichiatri, basta una mamma per capire il proprio figlio, da come mette il piede in casa, da come chiude la porta, da come ti chiama, per capire se c'è qualcosa che non va. Le mamme sono così, e così è Maria. E allora noi glielo vogliamo chiedere oggi. Maria, la tua immagine custodisce il ricordo di lunghi secoli, l'affetto e le preghiere di tante generazioni. Folle immense sono venute da te, o Maria dell'Annunziata, perché hanno sentito la tua voce che chiama. Oggi noi veniamo a te, segnati dalle sofferenze di quest'epoca, meravigliosa e drammatica. Veniamo qui a respirare la pace che soltanto la madre può dare ai suoi figli. Veniamo qui a cercare la fiducia che soltanto un cuore come il tuo possiede e riesce a trasmettere. Veniamo a te, o madre, affinché tu ci guidi a Gesù, il figlio della tua obbedienza, il buon pastore. O Maria, aiutaci a dire il nostro sì oggi, un sì alla vita, che è dono splendido di Dio, un sì alla pace, che tutti
dobbiamo costruire. O Maria, accompagnaci nelle vie del mondo per essere seminatori di pace. Amen. Rinnoviamo ora la nostra fede, siamo in piedi. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo verrà. Amen. Nel Cristo risorto dai morti conosciamo il volto amorevole del Pastore che ci guida alle fonti delle acque della vita. A Lui, sorgente della nostra speranza, rivolgiamo la nostra preghiera. Diciamo insieme: Signore, guidaci nella via della vita. Signore, guidaci nella via della vita. Per la Chiesa, piccolo gregge, seguendo Cristo, eterno Pastore, rivesta la sua umiltà e tenerezza per consolare l'umanità ferita e asciugare le lacrime su ogni volto. Preghiamo. Signore, guidaci nella via della vita. Per i responsabili politici e sociali in ogni nazione, orientati nella speranza cristiana, lavorino per la pace e la crescita dei popoli e la tutela dei piccoli, poveri e bisognosi. Preghiamo. Signore, guidaci nella via della vita. Per ogni uomo e donna, la giornata mondiale di preghiera per la vocazione. Per oggi celebriamo, ci renda testimoni appassionati dell'amore di Cristo, capaci di credere, sperare e amare. Preghiamo. Signore, guidaci nella via della vita. Per tutte le mamme, il dono della maternità le sostenga nel delicato compito di custodire, far crescere e accompagnare i loro figli sulla via della vita vera. Preghiamo. Signore, guidaci nella via della vita. Per noi qui presenti, attingendo alla mensa eucaristima il nutrimento della vita eterna, possiamo ridonarlo a chi ci sta accanto per gesti umani di carità fraterna. Preghiamo. Signore, guidaci nella via della vita. Vogliamo chiedere l'intercessione di Maria, pregando il Signore perché questo grande sforzo che ha mosso i suoi primi passi quasi 10 anni fa nella comunità di Bitti, si è prodigato con Orune, con Lodè e da un anno e qualcosa e pochi mesi anche con Siniscola, che attualmente cura perfettamente questo progetto, affinché dalle nostre parrocchie riusciamo a far giungere questo grido di pace, questo grido di unione, questo grido di intesa, questo grido di amore di cui la nostra terra ha tanto bisogno, e che partendo appunto da tutte le parrocchie della Sardegna si unisca in un unico coro per chiedere al Signore la pace, l'amore, la grande intesa fra tutti noi.
Preghiamo. Signore, guidaci nella via della vita. Signore, ti affidiamo in questa preghiera, l'affidiamo alla tua misericordia, tu che sei buono, le anime dei nostri defunti, Antonietta, Sebastiano e Pietro, Timote, le anime della famiglia Vittorio e Cannas, Pilino Farina, Calvisi Curreri, Delai e Turnu, De Rosas, Flore, Ruiu e Monni. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in Lui vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge, si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciato a morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Antonello, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, Antonietta, Sebastiano e Pietro, Timoteo, le anime della famiglia Vittorru e Cannas, Pirino e Farina, Calvisi e Curreli, Delai e Turnu, De Rosas, Flore, Ruiu e Monni, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Giorgio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Gesù, mundo in Deus,
Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato.
Preghiamo. O Dio, pastore buono, custodisci nella tua misericordia il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e conducilo ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Presentiamoci a Maria nel terzo giorno della novena con la preghiera. A Maria. Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi cerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre, la fedeltà e la dedizione di chi si spende le proprie energie nell'apostolato e nelle opere di misericordia. E tu, o Vergine Santa, fa di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che la nostra carità sia autentica, così da ricondurre alla fede gli increduli, conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. Concedi, o Maria, alla comunità civile di progredire nella solidarietà, di operare con vivo senso della giustizia, di crescere sempre nella fraternità. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo perché ottenga la Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio, del nostro Signore Gesù Cristo. Terzo giorno. Santissima Vergine Maria, che accogliesti docilmente l'annuncio dell'angelo e che rendesti disponibile ai disegni di Dio col tuo fiat pronto e totale, concedi a tutti maggiore generosità e prontezza per aprirci alla grazia e collaborare con l'amore del Padre per realizzare nella nostra vita il suo disegno di salvezza per mezzo di Cristo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine dell'Annunziata, prega per noi. Preghiamo. O Dio, tu che hai voluto che all'annuncio dell'angelo il tuo Figlio si incarnasse nel seno della Beata Vergine Maria, concedi a noi di essere aiutati presso di te dall'intercessione di colei che crediamo vera Madre di Dio, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione e anche poi sarà seguita dalla breve processione che faremo con l'immagine della Annunziata, vorrei leggere la dichiarazione di donazione al santuario della Annunziata fatta dal signor Giulio Ruiu, che dona al santuario le 3 sedie che verranno poi proprio posizionate sull'altare per il sacerdote e il concelebrante. Io, Giulio Ruiu, nato a Vitti il 26 febbraio 1941,
residente a Orosei, in via dei Mandorli, in data 11 maggio 2025, ho donato 3 sedie in legno intagliate a mano alla chiesa dell'Annunziata, situata nel territorio di Viti. Queste sedie sono offerte in memoria dei miei familiari, come segno di affetto, riconoscenza e continuità spirituale. La donazione è fatta con grande devozione e con il desiderio sincero che questi arredi possano servire per il culto e contribuire a rendere più accogliente e raccolto lo spazio sacro. Le sedie sono destinate esclusivamente alla Chiesa, non dovranno essere rimosse o trasferite altrove, se non con il mio consenso o quello dei miei eredi. Con questo gesto semplice ma sentito intendo offrire un piccolo contributo alla vita della comunità e alla bellezza del luogo di preghiera. Viti, 11 maggio 2025. Ringraziamo il cuore per questo omaggio alla Madonna e invochiamo da lei che interceda per lui e i suoi tutte quelle grazie materiali e spirituali che sono sicuramente necessarie nella vita di ognuno, quindi anche nella loro vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Maria Intercedente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dopo la processione accogliamo anche i pellegrini che sono venuti da Viti in bicicletta.